Ciao tifosi azzurri! Oggi vi portiamo un approfondimento su 3 argomenti caldissimi che stanno facendo parlare tutta la piazza partenopea. Analizzeremo le notizie più rilevanti, con dettagli e colpi di scena che non potete perdervi. Ecco i temi di oggi. Raspadori verso la Juve, scambio in vista? Si accende il mercato. Il Napoli potrebbe aprire alla cessione di Giacomo Raspadori alla Juventus, ma non senza contropartite importanti. Tra le ipotesi, spunta il nome di Danilo e un altro giocatore bianconero sul tavolo delle trattative. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e i possibili scenari di questa trattativa. Kvaratskhelia, un colpo di scena inaspettato. A Castel Volturno arriva una svolta inattesa per Khvika Kvaratskhelia. Cosa è successo nelle ultime ore? Il talento georgiano è al centro di notizie che potrebbero cambiare le carte in tavola per le prossime sfide. Vi sveleremo tutti i dettagli e come questo potrebbe influenzare le decisioni di Antonio Conte. La decisione di Conte che spiazza tutti. E soprattutto, quale giocatore potrebbe salutare gli azzurri? Restate con noi per analizzare ogni dettaglio di questa vicenda. Non perdetevi il resto del video, dove approfondiremo queste tematiche e vi forniremo le ultimissime sulla squadra partenopea. Hai già controllato se sei iscritto al nostro canale? Qui vi aggiorniamo con le principali novità di tutto quello che succede in casa Napoli, partite, mercato e tanto altro. Aiutateci a raggiungere il traguardo dei 10.000 iscritti. Grazie tifosi azzurri. Il punto sui temi di recupero dopo l'infortunio. Di recente, si è fermato anche Khvika Kvaratskhelia. L'esterno georgiano continua il suo percorso per il ritorno in campo, con la speranza da parte di Conte e di tutti i tifosi di rivederlo in campo quanto prima. A tal riguardo, si accende una piccola speranza nella piazza partenopea, consapevole di doversi affidare anche al talento dell'ex Dinamo Batumi per non mollare la presa di Atalanta e Inter, anche se David Neres offre ampie garanzie. Sono ore molto calde quelle che precedono la sfida tra Genoa e Napoli. Gli azzurri proseguono la preparazione a Castel Volturno in attesa del match che sarà valido per la 17ª giornata di Serie A. La posta in palio a Marassi sarà molto alta, ancor più dopo l'ultima vittoria contro l'Udinese. Intanto, Antonio Conte negli ultimi giorni è stato costretto a fare i conti con 2 infortuni molto pesanti. Il primo riguarda Khvika Kvaratskhelia, mentre il secondo Alessandro Buongiorno per quasi 2 mesi. Negli ultimissimi minuti, però, sono emersi dettagli importanti circa le condizioni del georgiano. Quest'ultimo si è infortunato nel match contro la Lazio, ma il problema fisico riscontrato non è apparso molto grave. Ciò nonostante, però, il giocatore ha saltato l'ultima partita contro l'Udinese ed è a rischio per le prossime. Intanto, sono emersi dettagli importantissimi circa il rientro dell'esterno. Kvaratskhelia si è allenato in gruppo. Le ultime ore in casa Napoli sono state condite da un pacato ottimismo. Come riportato da Sky, Khvika Kvaratskhelia ha svolto tutto l'allenamento in gruppo dopo l'infortunio rimediato contro la Lazio. Antonio Conte e lo staff medico azzurro non vorranno correre rischi, motivo per il quale la convocazione del georgiano resta in bilico. Il giocatore vuole essere presente a Genova per aiutare la squadra, motivo per il quale proverà quantomeno a stringere i denti. Ovviamente, la decisione finale spetterà poi allo staff medico e ad Antonio Conte. La parola d'ordine sarà precauzione, in quanto non c'è alcuna volontà di assumere rischi cruciali. Quindi, qualora Kvaratskhelia dovesse saltare il match in programma sabato, tornerebbe con ogni probabilità a disposizione per la partita contro il Venezia del 29 dicembre. I tifosi sperano che, almeno contro i lagunari, possa rivedersi Kvaratskhelia, il cui apporto alla squadra azzurra è fuori discussione, seppur David Neres abbia dimostrato a tutti di essere più che all'altezza della situazione. Rischiereste subito il rientro di Kvaratskhelia? Condividi con noi la tua opinione. Ora parleremo dell'argomento del mercato. Napoli-Juventus, asse di mercato infuocato, Raspadori al centro delle trattative. Le voci di mercato si intensificano con l'avvicinarsi di gennaio, e tra le più interessanti c'è quella che riguarda un possibile scambio clamoroso tra Napoli e Juventus. Al centro di tutto c'è Giacomo Raspadori, l'attaccante azzurro che da tempo è nel mirino della vecchia signora. Ma il Napoli non cede facilmente, vuole garanzie e contropartite di valore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club partenopeo, inizialmente restio, sembra ora disposto a considerare l'idea di una cessione, ma alle sue condizioni. Aurelio De Laurentiis punta a una valutazione economica dell'ex Sassuolo intorno ai 18 a 20 milioni di euro. La Juventus, invece, cerca di abbassare i costi mettendo sul piatto 2 giocatori di peso: Danilo, il capitano bianconero,
e Nicolò Fagioli, giovane centrocampista apprezzato sia dal DS Giovanni Manna che dal tecnico Antonio Conte. Danilo, nonostante la recente conferma di voler restare alla Juventus, non sembra essere più centrale nel progetto di Thiago Motta. Il difensore brasiliano, con la sua esperienza e versatilità, potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per il Napoli, soprattutto in un momento in cui la squadra è in cerca di rinforzi per il reparto arretrato. Dall'altra parte, Nicolò Fagioli è un profilo che piace molto per la sua freschezza e qualità tecnica. Per il Napoli, il giovane centrocampista rappresenterebbe un'opzione interessante per rafforzare un reparto che potrebbe avere bisogno di nuovi innesti nei prossimi mesi. Il Napoli, però, non si limita a valutare le contropartite tecniche. De Laurentiis vuole monetizzare e la Juventus potrebbe trovare un punto d'incontro con un'offerta economica che accompagni le contropartite. Dal canto suo, Cristiano Giuntoli, ex DS azzurro ora in bianconero, conosce molto bene le dinamiche del club partenopeo e potrebbe giocare un ruolo chiave per chiudere l'affare. La Juventus, inizialmente interessata a un prestito per Raspadori, ha ricevuto un secco rifiuto da parte del Napoli, che considera la cessione dell'attaccante un'operazione strategica per il futuro. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa trattativa, già definita e infuocata, si concretizzerà. Con Danilo e Fagioli come possibili pedine di scambio, la Juventus sembra determinata a portare Raspadori a Torino. Dal canto suo, il Napoli valuta ogni dettaglio, consapevole che un'operazione del genere potrebbe avere un impatto significativo sul resto della stagione. La palla ora passa ai dirigenti e, forse, anche al volere degli stessi giocatori coinvolti. Tifosi, cosa ne pensate? Un'operazione del genere rafforzerebbe o indebolirebbe il Napoli? Dite la vostra nei commenti. Ma il tema del mercato a Napoli continua con altre novità. La decisione di Conte spiazza tutti. Sono ore molto calde in casa azzurri, con il calciomercato invernale ormai alle porte e tante voci che circolano sul futuro di alcuni giocatori azzurri. Tra le situazioni più discusse, quella di Giovanni Simeone, attaccante argentino che, pur non essendo una prima scelta nel reparto offensivo, è sempre riuscito a farsi trovare pronto nei momenti decisivi. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'allenatore Antonio Conte ha preso una decisione netta e inattesa, bloccando categoricamente la cessione del Colito. Nonostante l'interesse concreto del Torino, con un'offerta che prevedeva un prestito con obbligo di riscatto fissato tra i 10 e i 12 milioni di euro, Conte ha messo il veto, ribadendo la sua fiducia nel giocatore. La dirigenza granata, alla ricerca di un attaccante per rinforzare il proprio reparto offensivo, aveva individuato in Simeone il profilo ideale. L'offerta presentata al Napoli includeva condizioni vantaggiose, ma il club azzurro, su precisa indicazione del tecnico, ha scelto di non proseguire la trattativa. Nonostante Simeone non sia una presenza fissa nell'11 titolare, Conte considera fondamentale mantenere un organico competitivo e profondo, soprattutto in vista della seconda metà di stagione. L'argentino rappresenta infatti un'alternativa affidabile, capace di garantire solidità e incisività nei momenti chiave delle partite. Con l'apertura della sessione invernale il prossimo 2 gennaio, il DS Giovanni Manna si trova a dover bilanciare entrate e uscite, cercando di soddisfare le esigenze tattiche e strategiche del tecnico. La decisione su Simeone segna un punto chiaro. Conte vuole mantenere il controllo sulle scelte che possono influire direttamente sulla competitività della squadra. Mentre si cercano rinforzi in altri reparti, come la difesa, il Napoli sembra voler evitare cessioni che possano indebolire la rosa. Questo approccio sottolinea l'intenzione di affrontare il resto della stagione con un gruppo solido e coeso, pronto a competere su più fronti. Giovanni Simeone, consapevole della fiducia riposta in lui dal mister, avrà ora l'opportunità di ritagliarsi uno spazio importante nella squadra. L'attaccante argentino, pur non partendo spesso dal primo minuto, potrebbe rivelarsi decisivo nelle rotazioni e nei momenti critici della stagione. Resta da vedere se questa decisione influirà su eventuali altre trattative in uscita o se il Napoli riuscirà a completare operazioni in entrata senza sacrificare altri giocatori chiave. Tifosi e appassionati, cosa ne pensate della scelta di Conte? Lasciare Simeone al centro del progetto è la mossa giusta? Condividi con noi la tua opinione, tifosi azzurri. Grazie per l'attenzione e a presto con tutto quello che succede in casa Napoli. Forza Napoli sempre e tutto per lei.